Un autentico scontro per la sopravvivenza va in scena al Centro Universitario Sportivo di Palermo, CUS Palermo contro Castellammare, di fronte a due squadre che all'andata hanno dato vita ad una grande partita vinta dalla squadra allora allenata da Stefano Colombo e la prima in panchina per Ferdinando Zappavigna al ritorno sulla panca del CUS dopo il minuto doveroso e rispettoso di silenzio per ricordare Gianluca Vialli, prende il via alla gara dopo una prima situazione di falsa partenza da parte del CUS. La partita inizia forte con la squadra ospite che va alla battuta di un calcio di punizione, come di consueto il capitano Cardinale che la mette al centro, il colpo di testa da parte di Maltese. Poi l'arbitro ferma tutto per un fuorigioco. Ben più pericoloso è il FUS Palermo con questo calcio piazzato, se ne occupa Mustacciolo e dopo il fischio dell'arbitro fa partire questa traiettoria insidiosa, vola sotto l'incrocio Grimaudo a toglierla dalla porta, insiste. Dall'altra parte la squadra in total black con questo tentativo con il destro da parte di Caronia, respinto molto bene dal portiere Carnevale. Dall'altra parte Kus che torna ad affacciarsi in avanti con la palla allargata da Alioto. C'è un fallo che l'arbitro non fischia per il vantaggio. La palla allora arriva sul sinistro di Sheriff, palla fuori di pochissimo, piazzato Grimaudo. Dall'altra parte Castellammare alla battuta con un calcio d'angolo battuto sempre da Cardinale, colpo di testa sul primo palo da parte di Pizzolato, poi non riesce nella correzione il compagno, si trattava di Maltese e qui l'arbitro pone fine a un primo tempo molto equilibrato, non tantissime palle gol, 0-0 che per il momento sembra il risultato che ci si può portare fino alla fine, ma in realtà in apertura di ripresa il CUS la sblocca. Azione sulla destra avvolgente da parte di Scozzari, la palla arriva sul secondo palo dove c'è Fofana, ancora lui, il centravantone entrato dalla panchina, firma l'1-0, quinto gol stagionale per il Bomber classe 1999 che fa esplodere la panchina del CUS Palermo. Speriamo che si porta in vantaggio. Qui avrebbe un'altra occasione. Grande giocata qui di Scozzari sull'out di destra. Arriva sul fondo e mette al centro ancora per Fofana, il quale si divora il 2-0 a stretto giro di posta. Dall'altra parte prova a reagire il Castellammare con il tentativo del solito maltese, bloccato senza grossi problemi da Carnevale. Chance in campo aperto per il CUS, ancora con Scozzeri che si sposta questa volta dall'altra parte, riesce a mettere in movimento Tomasino che va in scivolata, prova a tenere il pallone in campo, non ci riesce per pochissimo, in ogni caso Fofana non aveva trovato la porta. Qui una delle ultime preghiere da parte del Castellammare con la palla che rimane in aria, riesce Fofana a spazzar via anche da difensore, ma occhio a questa azione perché è molto pericolosa. Con la corsa sulla destra da parte di Bail, cross al centro, Pizzo entrato dalla panchina non riesce ad arrivare, poi sul controcross è perfetta l'uscita di Carnevale e di fatto questa l'ultima occasione della partita col Cus che cerca di tenere la minaccia lontana, ma non c'è bisogno perché l'arbitro pone fine alla partita, fischia 3 volte e regala 3 punti fondamentali al Cus. Sportisile è tutto, alla prossima! Presidente, complimenti.